piede di guerra per la grave carenza di personale scolastico. L'anno prossimo, denunciano, ci saranno gravi problemi. Troppi assalti ai post-mat, si corre ai ripari permettendo i prelievi in orario d'ufficio, correntisti sconcertati, queste cose accadono in Italia. Al vaglio un piano per trasferire nell'emoteca di Via Puerio a Mestre l'archivio dei libri del Museo Correr, è l'idea del sindaco Brugnaro. Olimpiadi 2026, questa mattina il CONI a Roma, Conference Call in vista della decisione finale del CIO il 24 giugno a Losanna. 4 anni fa era affondato nel Mediterraneo mentre trasportava 700 migranti verso l'Italia. Oggi il peschereccio libico, simbolo delle strade del mare, è diventato un'opera esposta alla Biennale di Venezia. Le piogge hanno scongiurato il rischio che il Veneto potesse vivere una delle peggiori emergenze idriche degli ultimi anni, ma ora si contano i danni alle culture. Sport e solidarietà per le popolazioni colpite dal maltempo nelle montagne venete. A Belluno si sfideranno la nazionale cantanti, nazionale italiana sindaci e la nazionale poste italiane. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque avete sentito sindacati sul piede di guerra per la grave carenza del personale scolastico, con l'ondata di pensionamenti previsto un crollo degli organici del 30%. L'anno prossimo, denunciano, ci saranno gravi problemi. Do un dato che è drammatico. Per anni hanno sostenuto la politica in maniera molto condivisa che nella pubblica amministrazione ci sono troppi dipendenti. Statistiche della settimana scorsa centrali ci comunicano che nella pubblica amministrazione italiana mancano 887.000 dipendenti. Quindi non stupiamoci se poi sanità, istruzione, sicurezza, tutti ambiti importanti, alcuni anche costituzionalmente garantiti, non riescono a garantire i servizi all'utenza e ai cittadini. La situazione di carenza di personale scolastico è ormai al collasso. Ecco perché i sindacati hanno organizzato un presidio in via Muratori a Mestre. I cittadini devono esserne a conoscenza. Questi lavoratori permettono a tutte le scuole della provincia di Venezia di avere i docenti in aula per l'attività all'inizio dell'anno scolastico, e senza il loro lavoro questo potrebbe essere messo a rischio. Ricordiamo che la scuola è un servizio essenziale garantito dalla Costituzione e quindi lo Stato, Roma, il Ministero e il Ministro si devono attivare. La nostra preoccupazione è quella che a settembre non si riuscirà a far partire l'anno scolastico. Pensiamo che questo sia un problema di tipo sociale, perché la scuola è uno dei servizi pubblici essenziali, così come la sanità, e deve essere assolutamente garantita. Purtroppo abbiamo la netta sensazione che questo tipo di servizio non potrà essere risolto, fornito fino in fondo. La situazione degli uffici scolastici del Veneto, in particolare dell'ufficio scolastico regionale e dell'ufficio di ambito territoriale qui a Mestre, versa già in una condizione di carenza strutturale del 55% di unità di personale, e che con i prossimi pensionamenti se ne aggiungeranno un'altre 16 unità, compromettendo in maniera significativa la possibilità di un avvio dell'anno scolastico prossimo venturo 2019-2020. Stiamo denunciando questa situazione perché a livello centrale la risposta è il silenzio. Questo è il problema gravissimo con cui dobbiamo dibatterci. Troppi assalti ai postamat, si corre ai ripari permettendo i prelievi in orari d'ufficio. Che cosa ne pensano i cittadini? Noi gliel'abbiamo chiesto. Niente più prelievi notturni o domenicali, ma solo in orario d'ufficio. Sarebbe la decisione di Poste Italiane presa in accordo con le forze dell'ordine per far fronte ai continui assalti nei postamat. Nel veneziano è già accaduto a Zianigo e Pegolotte, mentre a San Stino di Livenza è stata avviata una raccolta firme per annullare la procedura. L'azienda però non conferma né smentisce, mentre tra i correntisti le opinioni sono molto diverse. Per me è giusto così, nelle ore che sia il personale dentro, insomma. Perché di sera purtroppo non si può, secondo me, non si può. Questo è il sistema in Italia ormai, non si va fuori di queste robe qua. Continua sempre così e sempre peggio sarà. Specialmente di sera poi devi fare qua il banco, ma qua ti si rovina. Forse è una sicurezza in più che si può avere, penso di sì. Però ci sono persone che lavorano e magari hanno bisogno di prelevare fuori orario di ufficio, dunque anche questo è da vedere. Io sono a casa, sono vecchietta, dunque prendo quando posso, non di sera perché ovviamente, però non so,
perché in realtà persone che lavorano devono prelevare dopo l'orario d'ufficio. Stiamo vivendo in un mondo che non si sa più come girarsi e voltarsi, non so, ci saranno dei disguidi, ci saranno cioè che la gente non sarà più comoda, ma purtroppo stiamo vivendo. Non mi pare giusto, perché se uno ha bisogno di soldi anche di sera, può almeno trovare, insomma, dove poter fare la transazione. Uno deve decidere se deve fare la posta o se deve fare la banca. Se deve fare la banca deve dare i servizi della banca. Difatti io sono uscita perché non dividono, tra l'altro, quelli che vanno a versare i conti correnti, che è un'operazione molto semplice e prettamente postale, da quelli che fanno operazioni di banca e creano una confusione che non si può dire. E le lamentele non finiscono qui tra i correntisti mestrini. Non bastasse, qui nell'ufficio postale di Viale San Marco a Mestre il postomat non funziona da domenica, secondo quanto ci hanno segnalato molti cittadini. Siamo alla cronaca stretta dei carabinieri nelle aree commerciali del Miranese nel fine settimana. 3 denunce a carico di altrettante persone che nel fine settimana si sono date alla pazza gioia tentando di rubare abiti e prodotti alimentari. Sabato sera i carabinieri di Mirano, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno fermato un 53enne residente a Fiesso d'Artico che aveva rubato un costoso cappello al centro DOM di Caselle di Santa Maria di Sala. Il ladro, con una lunga serie di precedenti penali a carico, aveva utilizzato una tenaglia per rimuovere la placca antitaccheggio, senza però riuscire a passare indenne ai controlli della guardia giurata. È stato denunciato per furto aggravato. Nella stessa giornata i militari hanno denunciato anche un 32enne moglianese che aveva appena fatto la spesa senza pagarla, per un valore di circa 350 euro, e un kosovaro che aveva cercato di uscire dall'INS con 90 euro di prodotti alimentari. In entrambi i casi la collaborazione tra personale di vigilanza e forze dell'ordine è risultata indispensabile per bloccarli. È al vaglio un piano per trasferire nell'emeroteca di Via Poerio a Mestre l'archivio dei libri del Museo Correr. Sentiamo. Stiamo studiando assieme alla Fondazione di Mosei di spostare la biblioteca del Correr, i libri antichi che ci sono al Correr, spostarli per un problema di pesi, di situazioni che oggi lì non possono più stare. Pensavamo di utilizzare appunto l'emeroteca che c'è in Via Poerio a Mestre. L'archivio dei volumi antichi conservati nella biblioteca del Museo Correr in piazza San Marco all'emeroteca di Mestre. È l'idea del sindaco che ha spiegato il piano in fase di studio. L'idea è quella di usare il secondo e il terzo piano per metterci i libri antichi che ci sono appunto al Correr, e poi tenere il piano terra come caffetteria, luogo anche di lettura dei giornali, anche se riusciamo con dei video poter essere utilizzati per vedere l'archivio Giacomelli. Insomma, un luogo di incontro pubblico, visto che le gare che abbiamo fatto per far intervenire i privati poi alla fine non sono state utilizzate dai privati stessi. L'edificio di Via Poerio è abbandonato da tempo e i tentativi di rimetterlo in funzione non sono andati a buon fine. Questa, secondo il sindaco, potrebbe essere l'occasione per restituire uno spazio importante alla città. Questa biblioteca viene vista anche da studiosi, eccetera, e abbiamo molti ragazzi qui. Possiamo anche scoprire pezzi della nostra storia veneziana, proprio mettiamo insieme i giovani e la grande tradizione. Insomma, potrebbe tornare a essere quello che in qualche modo l'emeroteca per certi versi è già stata, insomma. Visto che comunque dobbiamo spostare appunto questi libri, anche perché dobbiamo ristrutturare anche le stanze eccetera lì del Correr, abbiamo pensato invece che affittare magazzini eccetera, rendere comunque disponibili e usare, cioè prendere due problemi e farlo diventare una soluzione, insomma, ecco, tutto qua. Ed ora parliamo delle Olimpiadi 2026, questa mattina al CONI a Roma, Conference Call in vista della decisione finale del CIO il 24 giugno a Losanna. Un po' di idee ce le abbiamo, non le possiamo anticipare, ma diciamo che stupiremo tutti con effetti speciali. Cortina Milano, le candidate italiane ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026 sono pronte a presentarsi al meglio all'appuntamento con la storia il 24 giugno a Losanna, quando verrà presa la decisione finale del CIO. Qualche anticipazione l'ha già fornita il presidente del CONI Giovanni Malagò in occasione della conference call con le federazioni invernali internazionali.
Malagò ha annunciato che sarà realizzato un inno con parole di Mogol e musiche di Ennio Morricone da inserire nel contesto dei 2 filmati di presentazione della candidatura. Ma non solo, il numero 1 dello sport italiano ha confermato che a Losanna a sostenere la candidatura italiana ci saranno grandi campioni del calibro di Arianna Fontana, Sofia Goggia, Michela Moioli, oltre che un testimonial d'eccezione, Alberto Tomba. L'incontro di oggi aggiunge un nuovo tassello al progetto di Cortina Milano, forte del dossier presentato. Lo coccoliamo questo dossier e lo alimentiamo giorno dopo giorno, la squadra è compatta, soprattutto ricordiamo che in questo paese i cittadini vogliono le Olimpiadi. E questo è grande valore. Per il governatore Zaia, quell'84% di italiani che hanno detto di volere le Olimpiadi rappresenta un valore aggiunto insieme all'organizzazione, al clima, agli hub invernali più importanti a livello internazionale, ha sottolineato Zaia, che poi ha aggiunto: questo è il luogo ideale. Siamo convinti di aver fatto un bel lavoro e soprattutto ne viene fuori questa compattezza. E le regioni, i comuni, il governo, il Presidente della Repubblica, che oggi ho ringraziato ufficialmente nel mio intervento, nel mio speech in inglese, perché per l'endorsement che ha dato alle Olimpiadi e che comunque dà forza al fatto che c'è un sistema paese che si presenta. Durante la conference call Malagò ha anche rivelato che qualora Cortina Milano venissero scelte per ospitare i giochi invernali, su volere del sottosegretario Giorgetti, il presidente del comitato organizzatore sarà lo stesso numero 1 del CONI. Le piogge hanno scongiurato il rischio che il Veneto potesse vivere una delle peggiori emergenze idriche degli ultimi anni, ma ora si contano i danni alle colture. Diciamo che fino a luglio dovremmo essere a posto, abbiamo gli invasi belli pieni, adesso bisogna capire cosa succederà nei prossimi mesi, perché purtroppo stiamo vivendo un momento di grandi squilibri climatici. Dal punto di vista meteorologico, in Veneto l'inizio del 2019 è stato caratterizzato dal dimezzamento delle piogge rispetto alle medie stagionali, un fenomeno che aveva fatto temere per questa estate una delle peggiori crisi idriche degli ultimi anni. Le persistenti precipitazioni di questi giorni hanno invertito la tendenza. Abbiamo avuto mesi di grande siccità fino appunto qui a fine aprile e maggio, dove sono arrivate 2 perturbazioni veramente importanti e che hanno copiosamente investito il nostro territorio e riempito la montagna anche di 70 cm di neve in certe località, quindi sicuramente abbiamo superato l'emergenza dei primi mesi dell'anno che ci preoccupava. D'altro canto abbiamo riempito comunque le montagne di neve, che fa sempre bene. Scongiurate la siccità, c'è però da fare i conti con la violenza del maltempo e col robusto abbassamento delle temperature che hanno provocato più di un problema alla nostra agricoltura. È un periodo della fioritura, un momento in cui anche molti frutti come le ciliegie, come gli asparagi, ma anche naturalmente il mais che è stato appena inseminato hanno subito dei rilevanti danni dovuti a grandinate o ristagni d'acqua. Ci saranno quindi conseguenze su quello che hai raccolto di quest'anno? Eravamo presi bene, diciamo sicuramente una riduzione percentuale ci sarà. Adesso noi abbiamo i nostri tecnici di Avepa e della struttura dell'agricoltura che sono sul territorio a raccogliere i dati e nei prossimi giorni naturalmente li daremo. Scontro tra fascismo e antifascismo che coinvolge anche il Salone del Libro di Torino, argomento che ha tenuto banco ieri sera a distanza tra gli ospiti di 2010 e Ring. Il solo fatto che una casa editrice vicina a Casa Pound, perché poi anche quello definiamo, non è un'emanazione diretta del partito, no, certo. Ci sono dei militanti di Casa Pound che hanno un ruolo all'interno di questa casa editrice e questo rende impossibile, di cosa stiamo parlando? Uno stand di Altaforte alla Fiera del Libro. Allora fa benissimo Francesco Polacchi a individuare in questo antifascismo il male. Definiamo cosa si intende. L'antifascismo è quei censori che decidono da 70 anni in Italia ogni tipo di limite ideologico e di pensiero, cioè questo si può fare, questo non si può fare, al di là di qualsiasi regolamento, al di là di qualsiasi legge, al di là di qualsiasi codice penale, piuttosto che è una censura molto più stretta di quelle che sono le leggi. Le leggi permettono a Casa Pound di esistere. Come sinistra noi abbiamo detto no a questi incontri con persone che sono fasciste, cioè si dichiarano fasciste. Noi abbiamo avute a Milano a fare il saluto fascista in piazza San Babila, dove, ecco, dicendo onore a Benito Mussolini, insomma, ecco, siamo a questo livello. Quindi assolutamente con queste persone noi non parliamo.
E ci sono provvedimenti, si va in tribunale per questo, quindi non è mica vero che questi qua hanno l'autorizzazione a partecipare, certo che ce l'hanno, però ci sono provvedimenti che stanno andando avanti e che probabilmente li mettono anche fuori dalla Costituzione, insomma. 4 anni fa era affondato nel Mediterraneo mentre trasportava 700 migranti verso l'Italia. Oggi il peschereccio libico, simbolo delle stragi del mare, è diventato un'opera esposta alla Biennale di Venezia. Eccolo il peschereccio libico affondato tragicamente nel canale di Sicilia il 18 aprile 2015, con a bordo 700 migranti che tentavano di raggiungere il nostro paese dall'Africa. Per oltre un anno è rimasto sul fondo del Mediterraneo a circa 400 metri di profondità, da dove è stato ripescato nel giugno del 2016 col suo carico di centinaia di corpi senza vita. Ora questo relitto, simbolo delle tragedie dell'immigrazione, è diventata un'installazione artistica della 58esima Biennale d'Arte Contemporanea di Venezia. La barca nostra, come l'ha ribattezzata Christoph Büchel, ideatore del progetto, ha attraversato il canale della Giudecca e il bacino di San Marco per raggiungere l'Arsenale dove è esposta, un passaggio che ha colpito molti veneziani. Oggi, lungo la riva degli Schiavoni, sono rimasti solo yacht, un lusso in netto contrasto col peschereccio libico, la cui presenza alla Biennale continua comunque a far discutere in città. Si poteva evitare, però insomma non c'è niente da fare, ormai l'hanno fatta e sì, c'è il pro, c'è il contro, più il contro che il pro. Un messaggio politico sui movimenti che vogliono portare qua migrati, che vogliono riempire la nostra Italia di gente. Penso che è un'iniziativa giusta, perché comunque riporta in primo piano un problema che tutti noi conosciamo, insomma, e che si vuole probabilmente nascondere. Io penso che non sarà come opera d'arte, no? Perché la gente si rende conto di quello che succede, perché è quello che gli artisti provano a fare. Mi ha provocato qualche pensiero sapere che c'era un'iniziativa del genere? Me lo sono domandato. E cosa si è risposto? E non ho una risposta, mi dispiace. È comunque un magone, voglio dire, è un colpo al cuore, no? Vedere questa cosa. È un modo per raccontare una cosa terribile, però ci sono tanti altri risvolti. Sempre mettere in evidenza delle problematiche e poterci pensare sopra, quindi creare lo spunto. L'ho vista ieri e mi ha un po' emozionato, sì. È una cosa bella l'idea che hanno avuto. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, parliamo ora di sport e solidarietà per le popolazioni colpite dal maltempo. Nelle montagne venete a Belluno si sfideranno la nazionale cantanti, nazionale italiana sindaci e la nazionale poste italiane. Questo triangolare che si preannuncia spettacolare da un punto di vista sportivo, ma soprattutto credo una bellissima giornata dove riusciremo in qualche modo ad aiutare tutta la popolazione che ha subito dei gravi danni per l'alluvione. Sport, spettacolo e solidarietà si fondono per aiutare le popolazioni venete colpite nell'ottobre-novembre scorsi dalla tempesta Vaia. A sfidarsi in un triangolare che si preannuncia vincente sabato 18 maggio allo stadio polisportivo di Belluno saranno la nazionale italiana sindaci, la nazionale poste italiane e la nazionale italiana cantanti. Ci sarà Ermal Meta, Enrico Ruggeri, Niccolò Fabi, Paolo Belli, Briga, Moreno, Marco Masini, io e tanti altri. Dico questi chiedendo scusa per quelli che mi dimentico. Quanto raccolto andrà al Fondo Welfare e Identità Territoriale che da subito si è attivato per dare aiuto e sostegno alle persone che hanno subito e stanno subendo le drammatiche conseguenze del maltempo. E direi che abbiamo riscontrato una solidarietà incredibile da parte dei veneti ma di tutti gli italiani. Questo ci inorgogliosisce e sicuramente ci rende anche responsabili rispetto a come verranno utilizzate queste risorse. La nazionale cantanti, rappresentata a Venezia da Paolo Vallesi e Leandro Barsotti, dovrà affrontare due avversarie agguerrite, una rappresentativa di sindaci e la nazionale di poste italiane particolarmente temuta da Vallesi perché allenata dall'ex calciatore Angelo Di Livio. È una squadra forte, Di Livio, che io tifoso della Fiorentina l'ho anche avuto in squadra, insomma,
la tigna che portava da calciatore l'ha anche trasferita come allenatore, però insomma essendo una persona a modo sa quando è il caso di tirare il freno affinché si possa fare un triangolare vero che possa finire ai rigori come devono finire i triangolari. Conto alla rovescia per l'adunanza nazionale degli alpini e come sempre Antenna 3 seguirà in diretta l'evento più importante dell'adunata, lo sfilamento delle penne nere dalle 9 di domenica 12 maggio, l'appuntamento quindi da non perdere sulla nostra emittente. Riconoscimento internazionale da parte della Fondazione per l'Educazione Ambientale tra le località menzionate della nostra costa, anche Jesolo, Sottomarina, Cavallino, Treporti, Eraclea, Caorle e Bibione. Nelle spiagge del Lido di Venezia, dove si narra che ai primi del Novecento nacque il turismo balneare italiano, nell'estate 2019 sventolerà ancora la bandiera blu. Una conferma per l'11° anno consecutivo e una continuità negli anni che vale molto. Gli operatori del Lido hanno saputo comunque in questi anni garantire standard elevati di qualità, di efficienza e di servizi, e anche i passi in avanti che sono stati fatti dal punto di vista ambientale all'interno anche degli stessi stabilimenti sono degni di nota. Il riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, è stato consegnato a Roma nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Oltre al Lido di Venezia, nella nostra provincia hanno ottenuto la bandiera blu anche Jesolo, Sottomarina, Cavallino, Treporti, Eraclea, Caorle e Bibione. Per il Lido la conferma arriva dopo la recente approvazione del piano particolareggiato degli RNG e soddisfazione per questo risultato importante è stata espressa anche dall'assessore comunale all'ambiente Massimiliano De Martin. Il presidente della municipalità Carella, dal canto suo, ricorda che la conquista della bandiera blu premia non solo la qualità del mare, ma anche la qualità dei servizi offerti, la qualità degli intrattenimenti, la qualità di un sistema di ospitalità ecologico importante, con un turismo rivolto soprattutto a chi vuole trovare un qualcosa di diverso da un semplice turismo balneare. Il presidente del Consorzio degli stabilimenti balneari del Lido, Marco Damiani, annuncia che, dopo anni di incertezze, importanti investimenti nell'isola da parte degli operatori balneari sono in arrivo. La proroga della durata delle concessioni in deroga della direttiva Bolkestein, che ha dato nuovi stimoli a tutta l'imprenditoria balneare del veneziano. L'ottimo lavoro dell'amministrazione e l'ottimo lavoro degli imprenditori balneari hanno fatto sì che anche per quest'anno fosse riconfermata la bandiera blu 2019, che è un ottimo riconoscimento per le spiagge del litorale. Buon sole a tutti! Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 ospiti in studio, Viviana Dalcin del Movimento 5 Stelle, Luca Saccone, Verdi. Ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Una nuova perturbazione atlantica si avvicina alle nostre regioni, dove il tempo peggiorerà gradualmente nella giornata di mercoledì 8 maggio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà nuvoloso ma asciutto al mattino, col passare delle ore piogge via via più frequenti, anche di moderata intensità, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra 6 e 12 gradi, massime comprese invece tra 16 e 19 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo maggiori spazi soleggiati al mattino. Dal pomeriggio però il tempo si guasterà e via via le precipitazioni riguarderanno un po' tutta la nostra regione. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 15 e 17 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, con cielo molto nuvoloso ma sarà più asciutto al mattino, poi la perturbazione raggiungerà anche la nostra regione, dove avremo rovesci piuttosto diffusi. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime comprese invece tra 14 e 15 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.